Buongiorno a tutti. Siamo al tradizionale appuntamento degli auguri di Natale. Certo, anche quest'anno fare gli auguri natalizi sembra quasi un atto dovuto, considerati gli scenari internazionali, ma anche nazionali che ci si trova a vivere. Sicuramente le due guerre che si contendono con la vostra attenzione, l'attenzione della stampa, l'attenzione mediatica, no? Russia, Ucraina, Israele, Palestina e viceversa, insomma, non sono foriere di gioia. Eppure il Natale è un momento gioioso per la comunità dei credenti, ma è anche un momento gioioso per quell'altra religione, la religione capitalistica, che fa cassa in questo periodo. C'è motivo dunque di essere gioiosi? Per il credente sì, perché il Signore viene nella storia, il Signore viene nelle tragedie della storia, perché si possa conservare un'anima in tutto questo. Non possiamo tacere che la guerra, che già di suo è fuori dalla ragione, in quest'ultimo tempo è degradata a una sorta di carneficina. Siamo nel periodo natalizio, è facile ricordare quella che si chiama la strage degli innocenti, ma questa strage degli innocenti non è un ricordo vago di Erode, è un fatto attuale sui tanti scenari di guerra che ci sono, sullo scenario di guerra che investe proprio la Terra Santa, dove tanti, troppi bambini sono morti, quasi a violare quella preghiera che si innalza nella scrittura: veramente permetterai che il giusto perisca con l'empio? Ahimè, la risposta è sì, si sta permettendo questo, che il giusto perisca con l'empio. E questo dobbiamo dirlo, è Natale, ma dobbiamo dirlo lo stesso, perché il Natale non può essere oscurato dalle bugie. Il Natale è questo: il Signore è venuto e il Signore verrà. Ed è questo che noi ricordiamo a Natale, cioè manteniamo viva l'attesa della seconda venuta del Signore, la venuta gloriosa, una venuta nella misericordia e nella giustizia. Allora il mio augurio: siate gioiosi e siate operosi nella giustizia e nella misericordia.